Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso pronto per commentarvi la partita che vede scendere in campo Merlo Calcio a 5 e Palermo Futsal Club. Il fischietto in bocca del signor Falzone e inizia anche il match con Gennaro e Chinnici subito che si scambiano il pallone da Sujan. Su calcio di rigore Nicchia può calciare, poi Federico non ne riesce a tenerla lì, anche perché Gennaro un po' lo stava infastidendo. Franco, bella palla, può calciare, apre per Nicchia, Gennaro ancora, palla che rimane lì e non riesce a calciare, Gennaro! E la sblocca! Il primo gol in questa stagione di Gabriele Gennaro, arriva subito, 0-1. Se già potremmo anche effettivamente... Tanto Gennaro calcia ancora, Federico mette in calcio d'angolo, Nicchia non ci è arrivato, avanzare con la tecnica, velocità, salta Catalano, Nicchia ancora e poi Federico, palla difficile il dribbling, Chinnici ancora apre su Nicchia e Federico ancora, Catalano vuole adesso Molinaro e poi raccampo, l'avevamo effettivamente detto. La conclusione da fuori di Molinaro può essere una soluzione. Qui la Fiora con Nicchia, bella giocata. Apre tutto da Sujon, rallenta un poco. Nicchia ancora, Nicchia, le finte per la Fiora, Federico! Perfetto in spaccata, ma un altro 3 contro 1 sprecato per i ragazzi di Mister Gentile. Lauti, poi Catalano, punta e salta qui Chinnici. E gran parata di raccampo ancora. Poi va sul fondo, cerca la porta, il raccampo, bravissimo a respingere, Nicchia riparte, è un contropiede, Nicchia apre verso Lauti, Federico ancora, le prende tutte questo pomeriggio. Condori non fa fallo, poi Condori ancora una volta è velocissimo, Condori può mettere dentro, a rimorchio per Franco, Nicchia ancora Franco, mette dentro, palla che passa, e poi Catalano non sbaglia e fa 1-1 dopo le tante occasioni, troppe occasioni del Palermo Futsal Club. Arriva il gol del pareggio, parte addirittura un 3 contro 1, troppo spazio, la controlla Scafidi e se la porta pure in porta facendo 2-1, ma troppo scoperto il Palermo, però accetta, può fare il 3-1 e chiude la partita. Scafidi, raccampo, poteva anche calciare, invece non se l'è sentita. Nicchia ancora, mette dentro questa palla, questa volta era sì che doveva fare un assist, invece ha calciato Nicchia che lei in piedi, si autolancia e il raccampo la mette in calcio d'angolo. Apertura su Gennaro! Gabriele Gennaro! L'ha trovato lui il pareggio! E poi esultanza come John Bellingham! 2-2. Chinnici c'è sul palo Gennaro! E l'ha toccata! Gabriele Gennaro! Forse con il tacco! Forse non si è capito, ma il gol è comunque di Gennaro che fa 2-3. Sandro Nicchia che salta tutti, poi non l'ultimo. E Federico si autolancia, fa bene a partire Federico. Federico può calciare, Federico raccampo. Poi Chinnici se calcia verso la porta, invece no, è uno schema per Gennaro. Molinaro mette dentro Nicchia, l'aggancia Nicchia e Condori ha preso questa. 40 secondi della partita, veramente manca pochissimo. Molinaro chiama Federico, chiama anzi il fratello Molinaro, Nicchia lo insegue ancora su Sujon, perde tutto, Sujon può chiudere a Sujon, la piazza! Sujon la chiude lui con l'incomprensione difensiva della Merlo e qui Sujon si prende il merito di fare il gol del 2-4 che dovrebbero valere 3 punti. E poi arriva adesso, vince il Palermo Futsal Club con difficoltà, con tanti errori, sprecando tanto, ma ottiene comunque i 3 punti e il risultato è di 2-4.